Federico della Puppa è arrivato questo 7 luglio 2026 che richiama un compleanno per voi dell'associazione speciale e particolare. Qual è la riflessione che si sente di fare nel suo ruolo di site manager in tutti questi 7 anni di lavoro svolti? Beh, sono stati 7 anni molto intensi che sono partiti peraltro durante un periodo difficile perché il primo anno era il 2020 quando c'era il Covid, ma comunque l'associazione ha mosso i suoi primi passi in modo molto consistente, grazie allo sforzo poi di tutto il team di lavoro, in particolare della presidente Marina Montedoro, che da subito ha attivato non solo tante progettualità, ma anche un modo di coinvolgere il territorio nei vari eventi, nelle varie azioni svolte, che ha fatto sì che in qualche modo si sia superato il confine che c'è amministrativo tra i diversi comuni e si ragioni in termini complessivi di territorio in modo unitario. Questo ha anche permesso di fare azioni di promozione, di valorizzazione, far conoscere questo territorio non solo in Italia ma nel mondo, e prova ne è la grande crescita turistica che c'è stata in questi anni, in particolare questa è l'area nel Veneto, che è già la prima regione in Italia per arrivi e presenze turistiche, è l'area che è cresciuta di più in tutto il Veneto in questi anni. Qual è l'augurio che si sente di fare alle colline, all'associazione, insomma in generale a tutto il territorio per i prossimi anni? Ma io credo che l'augurio migliore sia quello di avere uno sguardo su questo territorio che sia uno sguardo che va oltre la semplice, diciamo, riconoscimento anche di patrimonio UNESCO, ma che sia capace di collegare sempre di più quelle che sono le bellezze del territorio con la capacità che questo territorio ha di promuovere attività di carattere artigianale, produttivo, di qualità enogastronomiche, mettere assieme tutte le valenze e le positività che questo territorio sa esprimere, anche realizzando, come in questo caso, nel caso del nostro compleanno, un grande evento in un luogo iconico come il Castello di Conegliano, con un'artista straordinaria che è Frida Bollani Magoni e che ci delizierà con la sua arte, con la sua musica e che ci farà vedere appunto oltre quello che è lo sguardo semplice che normalmente abbiamo nel nostro territorio, nel nostro paesaggio e che ci fa capire come questo territorio ha saputo negli anni costruire insieme un paesaggio che è diventato patrimonio dell'umanità e insieme dobbiamo preservarlo per il futuro.